Ciao a tutti e bentornati a una nuova escursione con Antelacus. Oggi ci troviamo sopra Fiera di Primiero, fra le Alpi Feltrine. La nostra meta di oggi è la Croce del Padela. Ma oggi è una giornata speciale perché non siamo da soli, ma siamo in compagnia. E che compagnia? Una persona che è qui del posto e che conosce benissimo questi sentieri e che quindi ci guiderà in questo percorso in cima alla Croce del Padela. Eccolo qui! Ciao a tutti! Si tratta di un percorso piuttosto impegnativo perché le salite sono ripide e l'ultimo tratto è anche attrezzato, quindi va considerato per escursionisti esperti. Il segnavia di salita è il 744. Tiracchia un po', eh? Sì, non è proprio regolare, ci sono tratti un po' più ripidi, poi ci sono tratti più comodi, alla fine la parte finale è più impegnativa. In che senso? È bella ripida e ci sono anche delle roccette. Ci vorrà un po' di fiato. Ma sì, andate a prenderla con calma. Ok. Ma senti, tu vai anche a funghi in questa zona? No, non vado a funghi, non conosco i posti giusti. Non sei un fungaiolo? Non insomma. sono un fungaiolo. Da piccolo mi ricordo sta vecchietta che conosceva tutti quanti i posti e io con altri, con mio fratello, provavamo a cercare di seguirla per capire, scoprire i suoi posti segreti, ma lei era abile, ci portava a giro per il bosco, poi a un certo punto spariva, noi dovevamo cercare di tornare a casa e poi lei arrivava sempre col paniere pieno di Quindi funghi. vi seminava? Ci seminava, letteralmente. noi niente, non trovavamo niente. Mamma mia, che albero possente! Che cos'è? Un pino? È un po' rovinato, no? Sì. E senti, in che modo ha inciso Vaia sui funghi o sulla salute del bosco? Allora, Vaia è stato un evento traumatico che ha lasciato un segno indelebile qui nella valle e anche per quello che riguarda i funghi ha cambiato un attimo così il sottobosco, ecco. Tanti alberi abbattuti, quindi poi proliferano le specie non quelle arboree ma quelle vegetali e lì i funghi vivono meno bene, ecco. E gli insetti? E gli insetti invece vivono meglio, sembra che anche il bostrico abbia avuto beneficio dal Vaia, era già presente in valle, il volume degli alberi del legno abbattuto per il bostrico è analogo a quello di Vaia in questo momento, anzi forse l'ha superato. A differenza di quelli di prima, questo invece è un abete bianco. Si vedono gli aghi disposti in modo diverso, sono opposti e la corteccia più chiara.
Siamo arrivati a un bivio, località Pracauril. Adesso la Croce del Padella è qui su e comincia la parte molto ripida. Poi torneremo qui e chiuderemo l'anello scendendo da quella parte lì. Ripidino, eh? Sì. Vabbè. Siamo sull'ultimo tratto di salita e hanno messo dell'attrezzatura. Eccola qui. Eccoci arrivati alla Croce del Padella. Il percorso è stato abbastanza impegnativo, piuttosto ripido. Nell'ultimo tratto è anche parzialmente attrezzato, quindi è da considerarsi per escursionisti esperti. Bene, adesso iniziamo la discesa fino al bivio precedente.
sarà impegnativa anche la discesa, anzi forse più della salita. Siamo tornati al bivio di Pracauril. Adesso, invece che scendere dalla stessa parte, come già detto, seguiamo il 744A che manda giù. C'è scritto Scofa, io non so cosa voglia dire. Tu lo sai? Allora, Scofa, in questo momento non sono sicuro. Ho due ipotesi. La prima, che mi sembra un po' più seria, è quella che sia una proprietà di un bosco che non ha accessi su altre strade, che è chiusa, dispersa, oppure al contrario è un prato chiuso in mezzo al bosco. Ecco, devo fare un po' mente locale per ricordarmi. Bene, e dopo questa elucubrazione possiamo riprendere il cammino. Siamo arrivati in località Scofa. Adesso basta seguire questo cartello qui che ci dice di andare da quella parte e in pratica torneremo al punto di partenza. L'anno scorso ne ho portati due, sempre. Altro bivio, manteniamo il percorso scendendo verso Valuneda. Volendo però si può andare anche a destra, ma di qua è più bello. Qua già si vede Valtegnaric de Sora, che è il punto da cui siamo partiti. Altro bivio e altra salita. Dobbiamo risalire un po' per ricollegarci a un'altra strada. Che strappo! Ok, adesso noi qua siamo a Ritasa, prendiamo le indicazioni per Valtegnaric de Sora, anche se non arriviamo a Valtegnaric de Sora, ma prima, nel prato prima, a Stiozze, giriamo verso sinistra e andiamo a Valtegnaric. Dove c'è la macchina? Dove c'è la macchina che ci aspetta. Bene, andiamo. Vai, via.
veramente solo discesa. Sta piovendo. Tanto per cambiare. Quest'anno abbiamo preso più pioggia che in tutti gli anni precedenti, credo. Sì, è vero. Bene, oramai sotto quasi il diluvio stiamo facendo gli ultimi 10 minuti? 10 minuti. 10 minuti che sono quelli che si separano dal punto di partenza. Giro piuttosto impegnativo, come detto, però ormai manca poco. Bene, noi ci salutiamo qui. Se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e ricordatevi di attivare le notifiche se volete sapere quando esce il nostro prossimo video. E seguiteci anche su Komoot, dove trovate tutte le tracce GPX dei nostri itinerari. Se invece volete vedere le foto con tutta la descrizione dettagliata dell'itinerario, allora abbiamo anche un blog e le parole chiave sono sempre le stesse: Antelacus Outdoors. Vi lasciamo in descrizione la traccia GPX. Grazie e alla prossima escursione con Antelacus. Qui diluvia. Ciao! E tuona. Bella la pioggia? Insomma, non prendevamo un diluvio del genere. Sai da quando? Da quando abbiamo fatto l'anello di Bianchi sulle Dolomiti Friulane. Ecco la tosela, formaggio tipico di Primiero. Posso avere uno? Direi di sì, direi di sì. Mi va mangiata calda, Grazie. C'è anche un po' di salame. E il salame se Tanta insalata. Melone. Un melone. Insalata a chilometri.